Ciao ragazzi, rieccoci qui per un altro ennesimo video di montagna. Quest'oggi il mio amico Michael, vedete qua alle mie spalle, mi ha chiesto se volevo venire al Monte Cavioio. Ovviamente ho risposto di sì, che ci mancherebbe. È un monticello qui sopra Arsiero e sono proprio curioso di vedere perché ci sono alcuni particolari interessanti a detta sua, quindi via immediatamente. Comunque ragazzi, abbiamo parcheggiato su questa laterale che è subito prima della galleria che da Arsiero porta a Posina ai laghi. Là al centro vedete la croce di Prieforà dai 1600 metri di altitudine. Se vuole l'erba dopo che attacca il vero con tutto quel Cristo. Ragazzi, intanto una chiesetta. Qua siamo a 461 metri, perché Cioè, questo pezzo si sveglio lo panoramino. ragazzi, già che roba dopo 5 minuti. Tanto ragazzi, una piccola galleria. Ecco qua ragazzi, prima tappa, sto baito neanche da entrarci. Adesso proseguiamo a destra. Ecco qua ragazzi, 1020 metri qui al baito, sinistra cima neutra, a destra Cavioio. Noi prendiamo prima a destra e dopo. Questa ragazzi sì che è bella. E qua. Non sono stato, magari a presa fatta. Andiamo qua ragazzi. Bene ragazzi, adesso metto via il telefono perché qua sicuro mi cadrebbe e ci rivediamo in cima. Ragazzi, siamo nell'ultimo tratto di ferrata e siamo in cima al bivacco. Eccoci qua ragazzi, rifugio Torino Vettori. Guardate che spettacolo ragazzi, tra le piante il Monte Cimone. Ragazzi, tutte le piccole Dolomiti. Ecco qua ragazzi, bivacco tour con Mike che apre la porta. Allora, letti, un bel tavolone con panchine, un caminetto, altri letti, un tavolo e alcuni prodotti di prima necessità e una super stufa vintage. Bello bello, finestrone panoramico, piano di Asiago, teoria il cencio qui davanti. Bello bello bello. Ecco qui ragazzi, oh Mike, allora un parere su questa escursione finora? Beh, io c'ero già stato, però vale sempre la fatica, anche perché puoi confermare, c'è una piccola ferratina, dai, è stato bello come Sì, primo approccio a ferrata, no? esatto, infatti era la mia prima, il ragazzo qua l'aveva già fatta, per me è stata la prima, però un'esperienza
bella, cioè Sì, diciamo che soddisfacente. per soffrire di vertigini è stato bravo. Sì, è vero, anche se con le varie escursioni col tempo ho un po' migliorato questa paura, diciamo, quindi adesso si fa, dai, senza problemi. Ragazzi, adesso qui richiudiamo il bivacco, ci apprestiamo per la tappa successiva e ci vediamo tra poco. Intanto ragazzi abbiamo messo la nostra firma qui, dedica in escursione con Jacopo Tessari e Carlo e Michael. Perfetto, chiudiamo. E al prossimo escursionista. Ecco qui ragazzi la ferrata al contrario. Bella verticale. Bene ragazzi, adesso saliamo verso Cima Neutra. Ecco qua ragazzi, siamo arrivati alla galleria di Cima Neutra. Bene ragazzi, siamo fuori dopo circa 500 metri di galleria. Ci apprestiamo a salire per l'ultimo tratto a Cima Neutra. Ecco qua. Raggiunta anche la vetta di Cima Neutra. Ragazzi guardate che roba carina, ci sono le griglie, un caminetto, un tavolino, una panchinetta, una scodella. Adesso ragazzi noi facciamo la seconda sosta e dopo ci apprestiamo per il ritorno. Bene ragazzi, dopo aver visto Cima Neutra, niente, siamo ridiscesi senza rifare la galleria. Abbiamo preso un sentiero verso sud-est e niente, scendiamo tranquilli per questa mulettiera. Ecco ragazzi, questa è la fine dell'escursione, siamo arrivati alla macchina dopo quasi 17.000 passi. Qui dal sottoscritto e Mike, non si vede, Di penombra. dal sottoscritto e da Mike è tutto. E ragazzi ci vediamo per la prossima escursione, probabilmente Cima 12.